Ci troviamo nell'area monumentale di Nuraghe Cervu a Biella, alle porte della città, nome che l'area prende dal vicino torrente Cervo qui a Biella. Il cervo è un animale mitico particolare in quanto perde le corna in autunno e rispuntano con un'impalcatura nuova in primavera, a ricordare la morte e la resurrezione. E proprio sulla resurrezione è il terzo elemento che compone Nuraghe Cervu, una stele dedicata ai nuovi nati e tante pietre messe a forma di spirale a ricordare i nuovi nati della comunità dei Sai di Biella. Attualmente sono circa 200 le pietre che formano questa spirale. Accanto a ciascuna di esse è posta una pianta di ginepro. Su Nibaru, in Sardegna e in ogni parte del mondo, è una pianta dioica con soggetti maschili e soggetti femminili. Vicino al bambino o alla bambina è posto un soggetto femminile o maschile. Le piante che decorano questo giardino mediterraneo provengono da parecchi anni dall'Ente Foreste della Sardegna. Ogni anno in quest'area si svolgono 3 cerimonie importanti. Una, fra pochi giorni, a giugno, in concomitanza col solstizio, a ricordo della battaglia del solstizio della Brigata Sassari, che cambiò le sorti della Prima Guerra Mondiale. L'altra a novembre, una festa degli alberi, mettendo a dimora una pianta per ogni nuovo nato, in forza della legge dello Stato italiano, che obbliga i comuni a mettere una pianta per ogni nuovo nato nelle singole comunità. Da parte dei sardi vengono messe le piante per i nati della comunità dei Sardi di Biella.